Buonasera amici di Facebook, naturalmente vi starete chiedendo ma il nostro cabarettista Pariapo stasera dove si trova? Ebbene sì, stasera ho il piacere e l'onore di intervistare il mio maestro delle scuole elementari. Ho il piacere di presentarvi il professore Giuseppe Merlino. Il maestro Giuseppe Merlino. Professore Non Giuseppe mi Merlino. offendere. Professore Giuseppe Merlino. Allora, maestro Merlino, Bravo. le faccio subito una domanda. Chi era ieri il maestro Merlino e chi è oggi il maestro Merlino? Domanda difficile, veramente. Sono sempre io, no? Ieri come oggi, quando so qualcosa, non vedo l'ora di insegnarlo ad altri. Fossero amici, fossero conoscenti, fossero parenti. Sapere le cose e tenerle conservate nel cassetto non serve a niente. Perfetto. Il segreto della vita è comunicare ad altri, dare le nostre esperienze, fare in modo che anche gli altri trovino da prendere il buono che ognuno di noi crea nella vita. Facciamo anche cose cattive, cose brutte, cose che non dovremmo fare, però facendo il bilancio fra il bene e il bene deve sempre sopravvivere, superare anche il male che facciamo, dimenticare gli errori, dimenticare i momenti tristi, dimenticare le cose brutte e andare avanti pensando sempre bene e augurandoci per quelli che vengono dopo che facciano tesoro delle nostre esperienze e del tesoro che noi lasciamo con i nostri ricordi. Perfetto. Grazie. Allora, le faccio un'altra domanda, maestro Merlino. Lei è stato il nostro maestro negli anni 70. La scuola di ieri e la scuola di oggi, cosa mi dice a tal proposito? Non vorrei passare per cattivo nel disprezzare la scuola. Quindi amo la scuola, quella di ieri, amo quella di oggi. Sicuramente non è la mia scuola quella di oggi. Sono vissuto in tempi diversi, quando gli alunni erano diversi, le famiglie erano diverse, quando la società aveva ideali diversi. Oggi, la scuola di oggi forse va bene per quelle che nascono oggi, ma non per me. Io non sono d'accordo. Io sono ancora rimasto con l'idea del maestro unico, che prende l'alunno da piccolino, lo abitua, gli dà delle regole e se li porta fino a quando diventano ragazzini e vanno poi nella scuola media e resta sempre il retaggio di quello che hanno imparato. Il fatto di stare un'ora con un insegnante, esce quello e entra l'altro, non mi ha mai fatto simpatia questo tipo di scuola. C'era, mi ricordo, un insegnante che quando io facevo la matematica, lei diceva no, ma lei non deve fare l'italiano. Che significa? Io sono maestro e nell'ora di matematica devo fare solo la matematica, non posso fare storia, non posso fare geografia, non posso fare nessun riferimento a nessun'altra disciplina. Perché il maestro in quel momento che sta parlando di Garibaldi viene l'idea, l'anno, il secolo, e con tutto un discorso culturale che si arricchisce di tante discipline, non c'è la separazione fra. Infatti certuni poi interpretavano che la maestra di lettere non poteva interferire nell'operato di fare un problema durante l'ora che era di lettere, se intendeva fare matematica. E questo non l'ho credito mai. Le faccio un'altra domanda. Ai giovani d'oggi, un maestro come lei, va bene, di altri tempi, cosa direbbe? Fate il meglio di quello che potete fare. Ognuno di noi deve dare il meglio di se stesso. Accettare la vita quella che è oggi. È inutile che rimpiangiamo quello che si mangiava una volta, quello che c'era una volta, le idee che c'era una volta, la credenza, la fede che c'era una volta. Oggi è tutto diverso, è cambiato il mondo, non è più quello nostro. Quindi dico, adeguatevi e fate sempre il vostro dovere, con coscienza e con onestà. Ok. Un'altra domanda, maestro Merlino. Lei da grande cosa vorrebbe fare? Che vuol dire da grande? Scusa, non ho capito la Da parola. grande cosa vorrebbe fare da grande? Ma io sono già grande. Più grande di così posso sperare. Il suo futuro cosa pensa ancora di fare? Cosa vorrebbe fare che magari non ha ancora fatto? Io ho scritto molte cose durante la mia vita. Vorrei pubblicarle, questo solo è il mio sogno. Pubblicarle e depositarle
nelle biblioteche comunali, nella biblioteca universitaria, e regalare qualche copia a qualcuno, sperando che poi chi verrà dopo faccia tesoro di certe esperienze, di certe modi di intendere, a meno che non mi giudicano poi sorpassato, antiquato, dico, guarda come ragionava il maestro Merlino una volta, Addirittura. non servirebbe a niente. Ok, maestro Merlino, Grazie. chiudiamo ancora con un'ultima domanda. Intanto salutiamo tutti i nostri compagni della scuola elementare degli anni 70, va bene? Le faccio una domanda semplicissima. Chi è per lei Giacomo Aranciofebbo? Il pasticcere dello stretto è un alunno meraviglioso che si ricorda sempre di me con affetto e io ricambio la stima e la simpatia che lui ha per me. Grazie maestro. Allora, noi abbiamo concluso questa bellissima intervista. Da Giacomo Aranciofebbo, il cabarettista, e dal maestro professore Giuseppe Merlino è tutto. Restituiamo la linea allo studio.